Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta per un'ora e mezza. Vi daremo tutte le ultime novità su ciò che sta accadendo in Veneto con i vari collegamenti dalle nostre redazioni. Partiamo questa edizione con una tragedia che si è verificata al Mugello, a perdere la vita un motociclista 52enne originario di Cavarzare. La morte in diretta sugli schermi dei meccanici che stavano assistendo alla gara, dramma ieri sul circuito del Mugello dove si stava svolgendo il trofeo Amatori 1000 classe avanzata valido per la Coppa della Federazione Motociclistica Italiana. Nicola Sartori, 52enne motociclista originario di Cavarzare, residente ad Adria ma molto conosciuto anche nel Padovano dove aveva vissuto per molti anni e dove insegnava arti marziali, è morto in un terribile incidente in pista che ha coinvolto altri 2 centauri. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Il pilota è morto prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi, dove invece sono stati ricoverati gli altri 2 piloti coinvolti che però non sono in pericolo di vita. Sartori è morto per i gravi traumi subiti nella caduta dopo essere stato disarcionato dalla moto a 3 giri dal termine della gara. L'incidente è sotto gli occhi di tantissimi spettatori e dei tecnici e meccanici che hanno assistito impotenti. Ed ora ci spostiamo a Vicenza, dove è in collegamento per noi Daniele Garbine, perché è in corso in queste ore l'interrogatorio del camionista accusato di avere travolto e ucciso il campione di ciclismo di Lonigo, Davide Rebellin. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, alle mie spalle il carcere, la casa circondariale Filippo del Papa. All'interno è custodito Wolfgang Rieck, il camionista di 62 anni tedesco che avrebbe investito ed ucciso Davide Rebellin, il campione di ciclismo, e in questo momento si è consegnato alla giustizia. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. Alla fine si è convinto di costituirsi alle autorità italiane e dare la sua versione. Infatti questa mattina è in corso in questo momento all'interno del carcere l'interrogatorio. È una versione molto attesa la sua, perché si è deciso che non si avvarrà della facoltà di non rispondere, così ha anticipato il suo legale Andrea Nardin, che lo sta assistendo in questo momento. L'interrogatorio potrebbe durare tutta la mattinata, addirittura fino alle 7. Ecco, questo dipende poi come si svolgerà. Ecco, molte i particolari che insomma, la giustizia e l'autorità chiede conto a questa persona che è accusato, lo ricordiamo, di omicidio stradale e di omissione di soccorso. L'uomo, dalle testimonianze che sono state raccolte, si sarebbe accostato al corpo del ciclista per 3 volte, andando e ritornando dal suo camion, dal parcheggio vicino alla rotatoria a Montebello, per poi decidere di darsi alla macchia sgommando con il camion. Tra le particolari, per esempio, il fatto che il camionista non avrebbe messo la freccia nel girare la rotatoria ed entrare in un parcheggio privato, e questo avrebbe costituito uno degli elementi per cui poi il campione è stato trascinato. Con tutti elementi che attendono di essere chiariti per riuscire a mettere una parola fine, almeno per quella che è la parte delle indagini, come lo auspicano i residenti di Lonigo, che abbiamo sentito proprio questa necessità di fare giustizia, di fare chiarezza. Ecco, in questo momento allora direi che è tutto, vi restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbine in collegamento in diretta da Vicenza. Oggi proprio nel Vicentino c'è stato l'addio a Valentina Craccola, 21enne di Nanto, vittima di un incidente stradale la sera di Ferragosto. Il saluto commosso di parenti, amici e insegnanti, il tuo sorriso, hanno detto, resterà nei nostri cuori. Una comunità che si stringe al dolore della famiglia di Valentina Craccola, 21enne rimasta vittima di un incidente stradale in Riviera Berica la sera di Ferragosto. Silenzio, dolore, smarrimento nella chiesa di Bosco di Nanto, gremita per l'ultimo saluto alla giovane studentessa universitaria che parenti, amici, professori hanno ricordato per il suo sorriso, per il suo amore per gli animali, per l'impegno nello studio e per quello profuso verso il prossimo, l'altruismo, la generosità e la capacità di ascoltare. Per quei tanti caffè condivisi all'università, le ricette che raccontava nei suoi video e quell'ultima giornata trascorsa insieme a Ferragosto tra musica, tuffi e risate che si è trasformata in tragedia spezzando la giovane vita. E poi l'invito del parroco a prendersi cura della vita, a vivere con la pienezza e con l'altruismo che contraddistingueva Valentina. Una comunità a Nanto che oggi si è stretta per l'ultimo abbraccio. Una comunità che è stretta nel dolore
e piange una giovane vita tranciata dalla strada. Deve essere da monito per noi tutti, per i giovani, per tutti coloro che non pensano quando salgono in macchina a cosa può succedere. E paura ieri sera lungo la statale 47 Valsugana. Una donna è finita con l'auto contro il guardrail rimanendo incastrata tra le lamiere. Perde il controllo del mezzo e finisce contro la cuspide del guardrail. Ferita in maniera grave una 64enne. La donna domenica sera era al volante di una Fiat Panda percorrendo la statale 47 Valsugana diretta verso Bassano. Per causa in via d'accertamento da parte dei carabinieri che hanno rilevato il sinistro, la conducente, arrivata all'altezza del cimitero in località Merlo, in comune di Valbrenta, è sbandata. È finita nell'opposta corsia di marcia e si è schiantata contro l'estremità della barriera di sicurezza. Distrutta la parte anteriore dell'utilitaria, la 64enne è rimasta incastrata nell'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere e affidata in serie condizioni ai sanitari del SUEM 118 che l'hanno trasportata al San Bassiano in codice rosso. Il flusso dei veicoli lungo la trafficatissima arteria è stato rallentato per diverso tempo per permettere le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dell'area. Questo dunque è quanto successo ieri e nel frattempo vi faccio vedere anche come titolano i quotidiani nazionali. In primo piano c'è, così come in Veneto, il maltempo, allerta rossa in Lombardia, nubifragi in Liguria. Vedete in Piemonte prima nevicata al Sestriere, mentre sono stati soppressi il TGV, la freccia rossa, per una frana in Francia. Anche in Veneto c'era una certa preoccupazione su quelle che potrebbero essere le conseguenze di fenomeni meteorologici che, come sapete, sono sempre più estremi. Noi tra poco, tra l'altro, ci collegheremo con Belluno, dove si trova Tiziana Bolognani, anche per alcune novità per quello che riguarda il maltempo. Nel frattempo apriamo però una parentesi che riguarda i profughi, perché come annunciato sono arrivati ieri sera a Padova i migranti ospitati nella terza palestra messa a disposizione dalla provincia di Padova, e noi per questo ci colleghiamo con Padova e con Francesco Ratai, che è in linea con noi. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova. Ci troviamo di fronte all'Istituto San Benedetto da Norcia, perché ieri sera alle 9:30 sono arrivati 24 richiedenti asilo. Sono gli ultimi arrivi in provincia di Padova dopo che il sindaco e presidente della provincia Sergio Giordani aveva messo a disposizione alcune strutture. Questa era la terza palestra a disposizione della prefettura per l'accoglienza emergenziale di queste persone. 24 persone, dicevamo, più 4 minori non accompagnati che sono stati già smistati presso le cooperative che gestiscono l'accoglienza diffusa. Oggi le visite mediche per controllare lo stato di salute di queste persone. Ricordiamo, la disponibilità di queste palestre è limitata nel tempo, perché il 13 di settembre, fra qualche settimana, ricominceranno le scuole, e queste sono palestre utilizzate dalle scuole, sia questo alla San Benedetto da Norcia che alla Falconetto in quartiere Forcellini. La disponibilità del sindaco è stata chiara, bisogna sgomberarle per permetterle poi l'igienizzazione e l'utilizzo per l'avvio dell'anno scolastico. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai in diretta da Padova. Torneremo presto a parlare di migranti con diversi servizi che giungono un po' da tutte le nostre redazioni, ma ora andiamo subito in diretta a Belluno, dove c'è Tiziana Bolognani, come detto, per parlare di maltempo. Quali sono le ultime novità, Tiziana?
Buongiorno Filippo. Allora, diciamo che la situazione è tutto sommato tranquilla in provincia di Belluno, fatto salve le aree dove nelle scorse giornate si sono verificate dei movimenti franosi, in particolare fra Auronzo e Misurina e a Cortina, alle porte di Cortina ad Acquabona, dove questa mattina proprio in concomitanza con i forti scrosci si sono verificati cadute di detriti, ma non hanno interessato la transitabilità della 51 di Alemagna. Invece sotto stretta sorveglianza la frana sulla regionale 48 che la scorsa settimana aveva bloccato il transito alla strada. La strada, come sapete, è stata ripulita, ma ieri il sindaco ha deciso di emettere un'ordinanza, di emanare un'ordinanza a tempo per chiudere ad esempio anche la strada che porta alle Tre Cime di Lavaredo, proprio in considerazione del fatto che il maltempo potrebbe essere la causa di movimenti franosi. Questa mattina Veneto Strade ha chiuso la panoramica del Comelico tra Costa Lissoio e Costalta per la caduta di piante, ma vi devo dire che tutto sommato l'ondata di maltempo che era stata preannunciata anche con diverse allerte non si sta verificando nella gravità in cui era prevista. Sta piovendo, piove molto, ma le piogge sono alternate anche ad ampie schiarite, e il fatto che la situazione sia sotto controllo si può desumere in maniera anche molto rapida visivamente. Porto con me Alberto Pivetta un po' sotto l'acqua per farvi vedere il colore del Piave che scorre proprio qui sotto. Siamo veramente sotto il centro di Belluno. In questo momento ha ricominciato a piovere forte, ma la colorazione del Piave non è marrone, e il colore marrone è tipico normalmente di problemi che possono accadere in montagna e quindi a cascata anche lungo le valli. Anche l'altezza del Piave è standard e quindi non ci sono problemi. Vi facciamo vedere invece un incidente, un'uscita di strada di poco fa proprio sul ponte Bailey. C'è una pattuglia della polizia locale. Quando piove proprio questo nastro d'asfalto sul ponte Bailey è particolarmente insidioso, e proprio all'altezza, vedete, in corrispondenza della curva, l'automobilista deve aver perso il controllo della propria vettura. Vi segnalo ancora, assieme ad Alberto, due curiosità che sono state rese note questa mattina sull'accumulo di acqua in un'ora di tempo, 50 mm in un'ora nel Basso Feltrino, a Valpore di Seren del Grappa e a Cesio Maggiore. Sorvegliati, come vi ho detto, guardando il Piave, sono i torrenti, la rete idrografica minore della provincia, che normalmente è quella che può dare problemi, ma per il resto la situazione al momento è tutto sommato tranquilla, e insomma questa è per davvero la fine, la conclusione dell'estate 2023 in provincia di Belluno. Filippo? Grazie mille a Tiziana Bolognani. Naturalmente buon lavoro, tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre prossime edizioni. Prima ci siamo collegati in diretta invece con Padova e con Francesco Ratai per l'arrivo di 24 nuovi migranti nella terza palestra messa a disposizione dalla provincia di Padova. Sono diverse le città del Triveneto in sofferenza, in particolare Trieste per gli arrivi della cosiddetta rotta balcanica, e dopo l'intervento del sindaco di Piazza ha risposto proprio il Ministero dell'Interno. Vediamo il servizio. Mi ha fatto molto piacere, perché non ne posso sinceramente più entrare ogni mattina in Piazza Libertà o alla sera e vedere questa situazione. Veramente mi creava molto disagio. Ieri sera alle 22:30 mi è arrivata una telefonata del Ministro dell'Interno
che mi ha comunicato comunque che 200 persone verranno spostate da Trieste. L'eco nazionale delle dichiarazioni del sindaco sull'enorme flusso di migranti che arriva a Trieste ha avuto un primo effetto concreto. Ieri sera Di Piazza ha ricevuto la telefonata del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato l'imminente trasferimento in altra regione di ben 200 dei migranti presenti in città. E allora ho fatto un po' di polemiche, però alla fine il risultato non è mancato e questo mi fa piacere, malgrado che a Lampedusa ci sono 4.000 persone, sono sempre in contatto anche con Valerio Valenti, ex prefetto di Trieste, oggi commissario, però insomma se spostano 200 persone è già un buon risultato. La teoria espressa dal primo cittadino e pubblicata ieri dal Corriere della Sera è quella del fenomeno migratorio usato da altri paesi europei come bastone tra le ruote del governo Meloni, mentre il rallentamento dei trasferimenti, come ha confermato il ministro Di Piazza, era dovuto principalmente alla situazione esplosiva di Lampedusa. Ora però l'annunciato intervento del governo dovrebbe alleggerire di molto il problema di Trieste. Lui mi ha comunicato questo alle 22:30 e ripeto, ho dormito bene stanotte perché mi ha fatto piacere, perché ci deve essere questa collaborazione fra lo Stato, fra gli enti, fra il governo e alla fine sinceramente non ne potevo più di dare questa immagine sbagliata della nostra città, perché noi comunque siamo una città accogliente, però quell'accoglienza diffusa tanto cara a una parte politica sicuramente è stato un fallimento. Nei prossimi giorni il sindaco riprenderà il proficuo dialogo con la prefettura anche per gli altri nodi legati all'immigrazione, a cominciare dal Silos. Appena rientra il prefetto, con cui ho un ottimo rapporto e che ringrazio perché è merito anche suo se è successo questo, e alla fine insomma cominciamo a cercare di pulire questa città e dopo c'è il problema sicuramente del Silos, che ricordo sempre a tutti che è un luogo privato, non è un luogo pubblico dove entri, perché è di proprietà della Coop. Così dunque il sindaco di Trieste, Di Piazza, che non è l'unico, peraltro, perché una richiesta precisa al governo arriva anche da Vicenza per quanto riguarda l'emergenza migranti. Il sindaco Giacomo Possamai si è concentrato soprattutto sul problema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Uno dei grandi problemi è quello dei minori non accompagnati, perché il loro costo, il sostentamento di fatto ricade sulle casse dei comuni, che evidentemente non ce la fanno. Quindi anche su questo mi unisco all'appello di tanti sindaci che l'hanno detto in questi giorni. Serve da parte del governo, dello Stato, un finanziamento straordinario e che si prenda in carico i minori non accompagnati, perché le casse dei comuni non ce la fanno. Il tema dei minori stranieri non accompagnati resta al centro dell'impegno dei comuni, che sono deputati a garantirne la tutela. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 12.200 i minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. La stessa ANCE ha intrapreso una serie di iniziative per consentire ai territori di offrire adeguata protezione a tutti i minori con le necessarie risorse e strumenti idonei. Le ricadute sul territorio e le problematiche conseguenti sia sul piano logistico che economico sono in programma nell'incontro al Ministero di giovedì prossimo 1 settembre tra le istituzioni e il commissario all'emergenza migranti Valerio Valenti. Verranno discussi adeguati correttivi nell'accesso ai servizi ora previsti dal decreto Cutro, come l'ampliamento dei posti della rete SAI per i minori stranieri non accompagnati, attualmente limitata a 6.200 posti. È chiaro che in questo momento sul fronte dell'immigrazione il governo deve fare un passo avanti, perché gli sbarchi sono triplicati sul territorio, i comuni e le prefetture stanno facendo una grandissima fatica a gestire la pressione dei flussi. Noi abbiamo sicuramente bisogno di un'immigrazione regolata, ordinata. Le nostre imprese hanno bisogno di lavoratori, ma bisogna che questo flusso sia gestito, non può essere casuale, non può essere nelle condizioni che stiamo vedendo in queste settimane. E un analogo appello si leva anche da parte dei sindaci della provincia di Treviso. Abbiamo visto tra collegamenti e servizi cosa sta succedendo a Padova, Trieste e Vicenza. E ora ci spostiamo per l'appunto a concludere il nostro giro sull'emergenza migranti in provincia di Treviso.
Sempre più critica la situazione migranti nel nostro paese. In Veneto già in serata dovrebbero arrivarne 150 che saranno assegnati alle diverse strutture presenti, peraltro già in difficoltà o allestite provvisoriamente, in attesa di indicazioni concrete e definitive. Il governo discuterà del tema migranti nel prossimo Consiglio dei Ministri di domani. Intanto dai sindaci che abbiamo sentito oggi a Cison serpeggia il malumore e monta la protesta. Io sono dell'idea che sia ora di finirla, di continuare a riversare nei sindaci tutte le problematiche e qualsiasi tipo di richiesta siano i sindaci a doversi farsi carico. Non credo che sia una gestione corretta e giusta quella che sta succedendo, non credo che siano i comuni che devono sobbarcarsi anche questo tipo di problematica. I problemi devono risolverli a Roma e non certamente gli enti locali, per cui non so che decisione prenderanno, ma qualsiasi decisione prenderanno non mi vedrò d'accordo. La ricetta di gestione non c'è, i numeri sembrano essere infiniti, quindi nessuna programmazione. Ci aspettiamo che il governo possa generare dei flussi controllati in modo tale che sia utile quello che possiamo fare noi in periferia, altrimenti delegare tutte le periferie rende il problema irrisolvibile. Tutta l'Africa in Italia non ci sta. Sì all'immigrazione, siamo stati i primi emigrati, quindi conosciamo qual è il problema e anche Cison di Valmarino nel suo piccolo è pronta all'accoglienza, ma servono regole chiare e una politica che consenta i rimpatri di chi non ha diritto di rimanere in Italia. Secondo me devono essere aiutati alla fonte da dove partono, quindi là devono essere indirizzati e d'altronde questa è un'emergenza che penso che vada risolta a livello centrale. Noi ci abbiamo provato a creare un protocollo tra prefetture, comuni e regione per creare una cabina di regia per cercare di organizzarci al meglio per questa vera e propria emergenza. C'è da dire però che la soluzione non la devono portare i sindaci, i comuni, la soluzione deve arrivare dall'Europa e dallo Stato, però mi pare che al momento le soluzioni manchino. La bacchetta magica in questo momento non c'è. Bisogna gestire gli accordi che sono chiusi ora con la Tunisia, cominciano a produrre i loro frutti, è ovvio che non è istantanea la cosa, ci vuole un po' del tempo, ma soprattutto l'Europa che batta un colpo. Noi siamo in opposizione in Europa dove abbiamo contestato tante cose e quant'altro, soprattutto se l'Europa serve solo per essere il braccio armato della NATO, credo che questa Europa non serva proprio a niente. Queste dunque le voci di sindaci e anche parlamentari della provincia di Treviso sull'emergenza profughi. E noi rimaniamo a Treviso perché la Guardia di Finanza di Treviso ha confiscato beni per l'importo di circa 676.000 euro in seguito alla condanna definitiva di 4 persone per una frode fiscale commessa tra il 2011 e il 2017 in provincia di Treviso. Si tratta di 2 immobili a San Donà di Piave, 6 automobili e 2 partecipazioni societarie. Il procedimento giunge al termine di una operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso che nel luglio del 2017 aveva consentito di bloccare un giro di false fatture per 5 milioni di euro e di arrestare 3 persone che gestivano 5 imprese formalmente operanti nella fabbricazione di strutture metalliche ma che avevano emesso fatture per operazioni inesistenti ad altre aziende della marca trevigiana. E ora ci spostiamo nuovamente a Padova per una serie di controlli antidroga da parte della squadra mobile che ha riguardato anche la provincia. Agli agenti che lo hanno fermato in bici vicino alla sua abitazione in via Mascherpa ha detto di essere andato a fare la spesa, ma dopo aver perquisito le sue borsette e l'abitazione invece che prodotti alimentari hanno trovato hashish, una dose nascosta all'interno del portasorprese dell'ovetto Kinder. Un 51enne tunisino con precedenti per spaccio è stato il primo degli arresti messi a segno durante i controlli antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana. Nella sua abitazione, suddivisa in piattini da caffè, sul tavolo altre dosi di stupefacenti e dentro un marsupio il resto di un panetto di un etto di hashish pronto per essere suddiviso e confezionato. I poliziotti hanno trovato anche circa 250 grammi di eroina in sasso e quasi 1.000 euro provento di spaccio. In un hotel di Vigonza, durante un controllo in un albergo, è stato individuato un 36enne tunisino che utilizzava la struttura come base di appoggio per nascondere la cocaina che poi andava a smerciare. Nel fine settimana i poliziotti della squadra mobile hanno anche arrestato e denunciato altri 3 pusher, 2 tunisini intercettati a Padova e a Cadoneghe con della droga e un 32enne nigeriano richiedente protezione internazionale.
E un'altra operazione della Guardia di Finanza invece è avvenuta a Venezia, dove le Fiamme Gialle hanno individuato e sottoposto a sequestro circa 10.000 prodotti tra souvenir, capi di vestiario, articoli di ferramenta e bigiotteria non conformi alle disposizioni del codice del consumo durante una serie di controlli a negozi nel quartiere Piave di Mestre, naturalmente la zona a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre, nota anche tristemente per problemi legati allo spaccio. La merce sequestrata ha un valore complessivo di oltre 20.000 euro e i responsabili del negozio, cittadini bengalesi, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Nel corso degli accessi sono state riscontrate irregolarità anche in materia di lavoro, con la scoperta di 9 lavoratori irregolari, di cui 6 completamente in nero. Questo ha significato una multa ai datori di lavoro di oltre 120.000 euro. Infine, nei confronti di altre 24 attività commerciali sono state constatate violazioni per omesso rilascio del documento fiscale. Ed ora parliamo di un altro dramma della strada e ci spostiamo a Pove del Grappa, dove è morto Tiziano Poli, co-titolare di un'agenzia funebre di Pove del Grappa. L'incidente si era verificato lungo la statale Valsugana. Un mazzo di fiori mentre le auto sfrecciano sulla statale 47 Valsugana. Segni sull'asfalto, resti di un fanale di plastica e la sabbia che copre il sangue. È morto proprio in questo punto Tiziano Poli, 55enne co-titolare della ditta di onoranze funebri Canal del Brenta di Pove del Grappa, dopo una caduta fatale mentre era in sella la sua Vespa. L'uomo venerdì sera stava percorrendo la Valsugana quando poco prima della birreria I Trenti ha sbandato, è caduto a terra sbattendo la testa sul muretto di pietra che fiancheggia la carreggiata. Un impatto tremendo, inutili soccorsi, i sanitari del SUEM 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma per Poli non c'è stato nulla da fare. Il traffico lungo l'arteria è stato bloccato per più di un'ora, creando pesanti disagi agli automobilisti in transito. Oggi a Pove resta un grande dolore per la perdita di una persona conosciuta e ben voluta. Chi gestisce le attività lungo via Romanelle accanto alle onoranze funebri del 55enne è sconvolto. Non hanno voluto farsi riprendere dalle telecamere perché è troppo il dolore per la perdita di un amico. Bastano le loro parole per capire che persona fosse. Penso che ha lasciato un vuoto immenso a tutti. Siamo tutti senza parole perché noi ci vedevamo 10 volte al giorno qui, perché passava, si rideva, dopo lui aveva sempre molto caldo, veniva qua, si sedeva, Era una persona amatissima da tutta la popolazione di Pove del Grappa e anche dalla Val Brenta, era speciale, solare e chiacchierava con tutti, aveva sempre una buona parola, ecco, ci faceva sorridere tutti anche nei momenti tristi. Molto conosciuto anche nel Bassanese, come conferma Sandro Chiminello, gestore della taverna degli Alpini. Lui era una persona solare, una bella persona, per cui era difficile non stare assieme. Ti coinvolgeva, stava assieme. Ancora al vaglio della polizia stradale la dinamica del sinistro mortale. L'uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre guidava, oppure la ruota della Vespa potrebbe essere finita nella profonda canaletta facendo perdere l'equilibrio al 55enne. Si sta valutando l'ipotesi di un'autopsia per chiarire le cause del decesso di Tiziano Poli. La notizia ha fatto in un lampo il giro del paese e anche il sindaco di Pove esprime il suo cordoglio. Abbiamo sicuramente perso una persona di compagnia, simpatica, una persona sempre positiva e che riusciva nel suo lavoro, diciamo, particolare a sdrammatizzare anche situazioni difficili, ma al contempo, soprattutto a livello comunale, ad essere sempre un professionista serio. E parliamo ancora di viabilità in altri termini, perché ci spostiamo in provincia di Padova, a Cadoneghe, dove continuano ad arrivare multe dell'autovelox emesse naturalmente prima che poi venisse distrutto, come ben sapete, ma ci sono novità in arrivo per i multati. Per sapere quali sono noi ci colleghiamo con Valentina Visentin, che è in diretta, vedo proprio da Cadoneghe. A te la linea, Valentina.
Buongiorno da Cadoneghe, ancora per raccontare e per parlarvi di quello che ormai è definito da tutti l'autovelox della discordia, perché nonostante l'autovelox sia spento da qualche tempo continuano ad arrivare le multe a chi ha preso le multe nei mesi scorsi, nelle scorse settimane. Qui con me c'è Antonio Tognoni del Centro Consumatori Italia. Quali sono le ultime indicazioni? E poi sentiremo anche la storia di questo signore che invece è stato multato, ha preso 2 multe nello stesso giorno. Intanto quali sono le ultime novità e cosa devono fare le persone che hanno ricevuto in questi giorni le multe? Sì, noi ci è stato chiesto di spiegare cosa devono fare, se pagare o no la multa. Noi dopo abbiamo fatto la richiesta d'accesso agli atti la settimana scorsa, è ovvio che ci vogliono le tempistiche giuridiche canoniche perché il comune ci dia la documentazione. Il sindaco comunque ha promesso che entro qualche giorno comunque ci comincerà a fare avere alcuni dei documenti che noi abbiamo richiesto. È chiaro che poi il problema nei confronti dei cittadini si verifica sulla scadenza della multa. Noi consigliamo intanto di attendere, di non pagare, perché molti multati, qualcuno ha già pagato la multa. Ricordiamo che chi ha pagato in teoria non può più avere i soldi indietro, perché la Cassazione è precisa su quel. Il fatto è che molte multe sono in scadenza proprio in questi giorni e poi si rischia di avere un ulteriore aumento. Ecco, però noi vogliamo ricordare che il mese di agosto è un mese di sospensiva giudiziale, cioè le scadenze relative a tutti i termini di presentazione di ricorsi si spostano di 31 giorni, quindi del tempo residuo di agosto. Quindi se uno ha ricevuto il 15 agosto la multa, sa che fino al 31 di agosto non c'è scadenza del termine. Quindi noi consigliamo di aspettare un attimo, vedere quando ci daranno la documentazione e poi eventualmente noi abbiamo preparato anche dei facsimili per poter fare dei ricorsi sia al giudice di pace e alla prefettura, tutto gratuito, e addirittura abbiamo preparato anche un modello preparato in attesa di vedere la documentazione in sospensione e annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione, qualora l'amministrazione rilevi che c'è stato un errore o un disguido nell'impianto. Ecco, noi questa cosa qui la stiamo cercando di diffondere e di farla capire a tutti. Nel frattempo abbiamo fatto dei rilevamenti noi fotografici per la segnaletica ivi presente. Abbiamo chiesto stamattina spiegazioni all'ufficio tecnico per saper parlare con una persona incaricata, ma ci hanno risposto in malo modo e quindi siamo venuti via. Non ci hanno dato risposta. Intanto però le multe continuano ad arrivare. Il signore ne ha ricevute 2 nello stesso giorno. A quanto andava? 60-63. Una 60, una 63. Non so, 60-63 sto correndo. Non penso che se mi capita qualcuno davanti vada addosso a 60, no? Vabbè, se c'è il limite di correre a 50 rispetto ai limiti, rispetto alle regole. Però quell'autovelox là nessuno che sappia niente. Almeno parlo per me, non so se c'è quell'autovelox. E dopo mi sono accorto la seconda volta tornando. Deve pagare 190 euro. 190 più 59, sono 250 euro. Sono 250 euro. In queste condizioni economiche, che la sappiamo e sapete tutti, fai fatica. Con 2 figli che vanno a scuola, con tutto ciò che abbiamo oggi, non so, guarda, 250 euro, io se mi costringono di pagarli, lo pago, però li tiro fuori dall'anima, dicendo, scusami la parola, però sono qua, infatti stamattina ho detto vado lì, vediamo se c'è qualcuno che mi spiega, mi dia un consiglio. Infatti ho trovato il signore, mi ha spiegato come si può fare e aspettiamo e speriamo che andrà tutto bene. E tante come questa storia ce ne sono ancora da raccontare. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e ai suoi ospiti. Questa dunque è la situazione a Cadoneghe. Noi poco fa ci eravamo collegati con Belluno, con Tiziana Bolognani per gli ultimi aggiornamenti sul maltempo. Ebbene, adesso Tiziana Bolognani ci ha comunicato che a Passo Tre Croci si è verificata una colata detritica e l'hotel Tre Croci è stato fatto evacuare a scopo precauzionale. Sul posto stanno operando la protezione civile, i vigili del fuoco e i tecnici
tecnici di Veneto Strade. È presente anche il sindaco di Cortina. Se ci saranno altri aggiornamenti naturalmente ve li daremo in diretta. Prima abbiamo sentito i sindaci sul tema dell'accoglienza, sull'emergenza migranti. Ebbene, di migranti si è parlato anche a Padova durante il tour di Fratelli d'Italia che ha fatto tappa proprio nel capoluogo veneto. C'era l'onorevole Elisabetta Gardini che ha parlato illustrando quali sono le politiche del governo in quest'ambito. Nel nostro paese devono rimanere solo i profughi aventi diritto. Il governo di Giorgia Meloni sta lavorando affinché il tema dell'accoglienza non debba avere impatto nei territori. A spiegarlo l'onorevole padovana di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini in città per il tour del partito per raccontare le azioni di governo a 10 mesi dalla formazione dell'esecutivo di centrodestra a guida Meloni. Bisogna avere la pazienza di perseguire quelli che da sempre sono gli obiettivi, perché quando tutti ci dicono avevate detto il blocco navale è esattamente quello che stiamo facendo, perché blocco navale non vuol dire mettere le navi e fare una barriera, vuol dire non far partire le navi dall'altra sponda del Mediterraneo. Per fare questo ci vogliono gli accordi con i paesi terzi di transito e di provenienza. Abbiamo visto quanto attiva è Giorgia Meloni su questo, nel instaurare relazioni e accordi con gli altri paesi, e l'impegno dell'Europa che però la pensa come noi. Fratelli d'Italia spinge per un modello di accoglienza diffusa nonostante le resistenze dei primi cittadini leghisti. L'accoglienza diffusa deve attenere principalmente alle persone che hanno diritto allo status di rifugiati. Le altre persone devono essere ricollocate nei loro paesi. A Padova anche i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che chiedono una commissione sanitaria nelle palestre attrezzate per l'accoglienza. Ho convocato una commissione proprio affinché si salvaguardi anche l'aspetto igienico-sanitario al netto dell'ordine pubblico, che va sempre comunque gestito e controllato, però credo anche per rincuorare le famiglie dei nostri giovani che si attendono, insomma, che le nostre scuole siano anche sanificate e attrezzate affinché i nostri alunni, i nostri giovani possano trovare le loro scuole in ordine. Fratelli d'Italia con questo tour delle province si sta preparando anche alle prossime amministrative nel Padovano. Come rappresentanti del comune capoluogo noi comunque cominciamo oggi una lunga rincorsa alle amministrative che si terranno da qui a 9 mesi in più di 50 comuni della nostra provincia e per le quali Fratelli d'Italia dovrà impegnarsi in prima persona per consegnare alla guida di esponenti del centrodestra il maggior numero di comuni possibili. Dunque avete sentito, Fratelli d'Italia si prepara già alle prossime amministrative e a giudicare da quello che sta avvenendo all'interno del centrodestra veneto un po' tutti i partiti sono in fermento perché ci sono diversi dibattiti anche polemici all'interno della coalizione, a partire dalla posizione del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che è tornato ad attaccare la gestione della sanità in regione. Nel silenzio generale della Lega, solo il salviniano Massimo Bitonci, sottosegretario all'economia, che del governatore è un rivale storico, è venuto in soccorso in queste ore a Luca Zaia di fronte all'attacco di Flavio Tosi in materia di sanità. Altro leghista, Tosi, è andato ben presto in rotta di collisione col presidente del Veneto. Accuse infondate, solo livore da parte di Tosi, dice Bitonci, ma il coordinatore regionale di Forza Italia, che una replica se l'aspettava semmai da Zaia, non torna sui suoi passi. O magari dovrebbe, anziché buttare la palla in tribuna, lui e la Lanzarin, rispondere sul tema. Non è una questione di polemica politica, è un tema che ha posto il presidente delle case di riposo dicendo siamo sotto e dovremo aumentare le rette, ed è un tema, quello delle liste d'attesa. Che la sanità in Veneto abbia bisogno di un complessivo ripensamento lo ha capito anche Fratelli d'Italia, rincara il coordinatore azzurro. Se fosse una rivalità fra Flavio Tosi e Luca Zaia, allora tutti quelli che ci stanno guardando da casa o dal bar, da dove hanno la televisione che ci guardano, direbbero caspita, Tosi attacca Zaia per motivi personali perché il sistema sociosanitario veneto va da Dio, le liste d'attesa non ci sono, in RSA si trova posto per i nostri anziani, le rette sono calmierate. Se è così, gli attacchi di Flavio Tosi sono insensati, ma siccome non è così, perché questi problemi ci sono, il sottoscritto, ripeto, ha preso atto delle dichiarazioni fuori luogo dell'assessore Lanzarin, che ha detto che se ci sono problemi nelle case di riposo è colpa dello Stato, che non ha nessuna competenza, e ho spiegato alla Lanzarin, che già lo sa,
che la competenza sulle case di riposo è regionale e quindi sono loro a dover intervenire. Prove di forza in vista delle elezioni regionali. Di sicuro Tosi, da coordinatore di Forza Italia, non ha intenzione di giocare un ruolo da comprimario e su una sua eventuale candidatura a presidente risponde: Non ci fosse un ulteriore mandato, se spettasse a Forza Italia, ma ripeto lo si saprà ben più in là, a quel punto Forza Italia potrà scegliere fra Flavio Tosi e altri esponenti regionali o parlamentari o sindaci che oggi Forza Italia esprime in Veneto. Quello tra Zaia e Tosi non è l'unico botta e risposta tra alleati nel centrodestra di queste ore. Il post dell'assessore leghista Roberto Marcato, che ironizza sul criterio di meritocrazia con cui Giorgia Meloni, dopo il cognato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ha nominato a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia la sorella Arianna, non è piaciuto al partito della Premier, che cerca comunque di scansare le polemiche. A mio modo di vedere, la meritocrazia in questo caso è stata applicata perché Arianna Meloni è una persona che merita e giustamente oggi ha un incarico importante nel nostro partito. Queste dunque le polemiche all'interno del centrodestra veneto. Avete sentito prima da Flavio Tosi come il dibattito si concentri anche sulla gestione delle case di riposo. Ebbene, in provincia di Treviso sono oltre 80.000 gli anziani soli e sta crescendo in maniera esponenziale il numero di coloro che necessitano di assistenza. All'Isra di Treviso sono circa 1.500 le persone in lista d'attesa per entrare in casa di riposo. Complessivamente i posti per la non autosufficienza sono 5.600, ma ne servirebbero molti di più. A lanciare un grido d'allarme sono le RSA. Un grido d'allarme urlato da anni e che ora sta arrivando all'apice della disperazione è quello lanciato dalle case di riposo del Veneto, alle prese con il numero sempre crescente di anziani ed in condizioni sempre più gravi per l'aumento esponenziale delle demenze, costi di gestione che aumentano e personale che non si trova. Intanto si allungano sempre più le liste d'attesa di chi attende un posto in casa di riposo. All'Isra di Treviso, l'IPAB più grande del Veneto, ad attendere sono almeno 1.500. Migliaia di anziani che telefonano nelle strutture per essere ricoverati, i loro familiari ovviamente, da una parte. Sono molto più compromessi perché l'età media è molto più avanzata e soprattutto sono soli. Si stima che nella provincia di Treviso gli anziani sono 80.000 persone, anziani soli. A fronte di questa situazione l'offerta di posti è del tutto insufficiente. Nella provincia di Treviso noi abbiamo 5.600 posti letto per la non autosufficienza. Sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Certo, noi dobbiamo qualificare e lo stiamo facendo, però abbiamo bisogno davvero di più servizi e strutture a favore della popolazione anziana, abbiamo bisogno di impegnative perché, come dire, non si tratta di avere solo posti letto, si tratta di avere anche un contributo regionale che permette alla famiglia di affrontare queste spese. E si tratta infine di avere i lavoratori, perché anche questo, diciamo, è un grande dramma. Servono dalla Regione almeno 100 milioni di euro in più da destinare al settore dell'assistenza agli anziani, ha denunciato qualche giorno fa il presidente dell'Unione delle RSA del Veneto, Roberto Volpe, su un budget regionale di oltre 500 milioni. Questo sta a significare non che si chiede tanto, ma che se non si fa questo sarà davvero il baratro, perché come dire, chi pagherà? Chi pagherà, diciamo, questa situazione che sta diventando ingovernabile? Allora, altri aggiornamenti per quello che riguarda l'evacuazione a Passo Tre Croci. Abbiamo anche delle immagini che possiamo farvi vedere, delle fotografie che ci arrivano dai vigili del fuoco. Dunque, da poco prima delle 8 i vigili stanno operando lungo la regionale 48 in località Passo Tre Croci per una frana detritica a ridosso della strada che incombe su un condominio, un hotel e un bed and breakfast. È in corso in questo momento l'evacuazione delle persone, che sarebbero circa una settantina, e vengono trasportate presso una palestra di Cortina messa a disposizione del comune. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, presente il funzionario di guardia, il sindaco, i tecnici del comune e la polizia locale, a causa della frana si è deciso a scopo precauzionale l'evacuazione di tutte le strutture ricettive per la possibilità di distacco di grossi massi. Questi gli ultimi
ultimi aggiornamenti da Cortina. Noi invece ci spostiamo sulla costa per parlare della Via del Mare, perché a fine settembre con ogni probabilità ci sarà l'aggiudicazione e la firma della convenzione per la realizzazione della superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare. Ma i sindaci dei comuni trevigiani attraversati dall'arteria sono contrari al progetto e pensano ad un ricorso al TAR. Tenete presente che anch'io sono stata sindaco prima di questa esperienza in regione e condivido le preoccupazioni dei sindaci. Comunque il loro territorio verrà attraversato da questa infrastruttura, da questa superstrada a pedaggio e hanno ovviamente dei timori su quelle che sono le ripercussioni sul loro territorio. Affronteremo il progetto e gli effetti dell'infrastruttura insieme a loro passo a passo. Tende una mano ai sindaci contrari alla realizzazione della Via del Mare l'assessore regionale Elisa De Berti, che assicura il confronto con i territori si avvierà non appena firmata la convenzione con SIS. Nel frattempo è stato affidato a Veneto Strade l'incarico di monitorare i flussi di traffico. Di fare un monitoraggio di quelli che sono i flussi di traffico ad oggi senza la Via del Mare, in modo da poter avere un confronto una volta che la Via del Mare sarà realizzata con quelle che sono le ripercussioni sulla viabilità, soprattutto la viabilità comunale e provinciale interna ai territori, per poter vedere se la Via del Mare crea un peggioramento, che è la grossa preoccupazione dei sindaci su quella che è la viabilità interna, oppure non ci sarà nessun cambiamento, in modo da poter eventualmente adottare delle misure di correzione. Circa i pedaggi, l'assessore precisa che per percorrere i 18,5 km della nuova superstrada si dovranno pagare €2,40 per i mezzi leggeri e €4 per quelli pesanti, previste delle esenzioni totali e parziali. Abbiamo 8 comuni che sono esentati per tutto il periodo della concessione, che sono 32 anni, a base di gara erano stati posti i 40 anni, ma il concessionario ha offerto 32 anni. Sono gli 8 comuni di Meolo, Roncade, Fossalta, Eraclea, Musile, San Donà, Jesolo e Cavallino. Il concessionario in sede di offerta ha offerto la possibilità dell'esenzione totale dei residenti per i primi 2 anni di esercizio dell'infrastruttura per tutti i cittadini residenti nel comune di Treviso, nel comune di Sileo, nel comune di Monastier e San Biagio di Callalta. Dunque questa è la posizione dell'assessore regionale vicepresidente del Veneto De Berti, ma sentiamo quali sono i motivi per cui i sindaci del Trevigiano avanzano delle riserve su quest'opera. Noi nell'azione di contrasto all'autostrada a pagamento, alla Via del Mare a pagamento, non escludiamo nessun tipo di azione e quindi valuteremo eventualmente anche l'ipotesi di un ricorso. Via del Mare, a settembre l'aggiudicazione dei lavori, ma la nuova superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare ai sindaci della Marca non va giù ed in attesa di un incontro con la regione si affilano le armi guardando anche al TAR. Sulla necessità di sistemare la viabilità per il litorale e mettere in sicurezza la Treviso Mare non ci sono dubbi, ma da qui a costruire la superstrada a pedaggio ne passa, dicono i primi cittadini, anche perché la nuova arteria finirà alla rotonda Frova, dove il traffico diretto a Jesolo come al Cavallino finirà per bloccarsi di nuovo. In questi anche anni che sono passati noi abbiamo sempre chiesto che venissero risolte le criticità che sono lì a valle, e dopodiché probabilmente con la risoluzione di quelle criticità e con la messa in sicurezza di tutti quelli che sono gli incroci a raso sulla Treviso Mare, probabilmente potrebbe anche non servire una vera e propria autostrada del mare. Quindi noi vogliamo che si riapra il confronto su questo e si trovino le soluzioni vere e effettive per risolvere la criticità a 360 gradi. I dubbi dei sindaci trevigiani riguardano anche l'introduzione del pedaggio. Perché l'autostrada a pagamento significa riversare il traffico dei lavoratori, il traffico dei fornitori e dei traffici dei turisti pendolari nelle strade comunali e provinciali alternative alla Treviso Mare. Particolarmente penalizzati, temono i primi cittadini, i pendolari delle spiagge, ma anche tutti coloro che lavorano con le attività del litorale.
Io penso in particolare anche ai furgoncini dei fornitori dei prodotti lattiero-caseari, alla frutta, alle bibite, che devono andare più volte al giorno a rifornire il commercio delle località balneari. Per farlo velocemente dovrebbero prendere quella che prendono adesso, la Treviso Mare, e si troverebbero a pagare dei pedaggi che renderebbero i loro guadagni ovviamente molto più risicati, con conseguenze anche sul livello dei prezzi o sulla tenuta delle stesse attività. E a proposito di viabilità, andiamo a Bassano del Grappa per parlare del Ponte Nuovo, perché si deve ancora decidere se aprirlo al traffico da ovest ad est o viceversa. Ma intanto il vice sindaco Zonta annuncia che continuerà a rimanere chiuso ai pedoni anche in autunno. Ovest-est o est-ovest? In che direzione riaprirà al traffico la corsia del Ponte Nuovo a inizio settembre? I lavori stanno procedendo bene nel rispetto del cronoprogramma e quindi adesso bisogna affrontare il problema della circolazione, considerando la riapertura delle scuole. Da una parte dobbiamo garantire un flusso viario che da est ad ovest, per esempio, manca da quando il ponte è chiuso, ma dall'altra dobbiamo fare molta attenzione che l'asta del terzo ponte non vada a trovare troppi intoppi, soprattutto nella fascia oraria mattutina che va, diciamo, dalle 7:30 alle 8:30, 8:45 quando ci sono le scuole. E non è una scelta, ve lo dico subito, molto facile, è una scelta che però andremo a fare con una certa, anche se volete, tranquillità, perché l'eventuale cambio successivo, perché dovesse creare dei problemi, è abbastanza semplice. E a proposito di scuole, il vice sindaco Zonta sottolinea l'importanza a livello di impatto sul traffico proprio del trasporto scolastico in zona, annunciando che per i pedoni il Ponte Nuovo continuerà a rimanere chiuso. Nelle vicinanze del Ponte della Vittoria c'è anche una scuola che ha un trasporto pubblico, i ragazzi fruiscono, per cui anche dal punto di vista pedonale dobbiamo cercare di gestire la questione, anche se, e qui lo posso affermare, dal punto di vista pedonale il ponte non sarà aperto a settembre, sarà aperta solo la corsia veicolare, per cui per il pedonale bisognerà utilizzare il Ponte degli Alpini. E a Padova invece, dopo la manutenzione estiva della linea e dei mezzi, il tram ha ripreso a circolare regolarmente tra i capolinea della Guizza e di Ponte Vigo d'Arzere. Completati i lavori di manutenzione, torna operativo da oggi il servizio del tram che era stato sospeso nelle scorse settimane e rimpiazzato da autobus sostitutivi per consentire i lavori di controllo e check-up della linea e dei mezzi fermi in deposito. Quest'anno lo stop dei mezzi è durato più a lungo perché Padova, come le altre città che hanno il tram, ha ricevuto dal Ministero dei Trasporti 7 milioni di euro ripartiti su più annualità per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa di impianti fissi. Il primo stralcio di questo progetto da 7 milioni, ovvero 1.300.000 euro, è stato realizzato proprio quest'anno e grazie a questi fondi ministeriali è stato quindi possibile fare interventi importanti oltre alla normale manutenzione, come sostituire la rotaia sulla curva di Largo Europa, sulla curva del Bassanello e nel tratto della fermata Ponti Romani, realizzare interventi di ripristino dell'ancoraggio elastico in resina della rotaia di Via Reni e su Riviera dei Ponti Romani e realizzare il ripristino superficiale della resinatura nel nodo scambi nel piazzale della stazione. Manutenzione che questa estate è data anche di pari passo all'apertura dei cantieri per la realizzazione della seconda linea del tram che collegherà Volta Barozzo alla stazione. La ripresa del servizio della prima linea avviene inoltre in concomitanza con il rientro in città di tantissimi padovani dopo le ferie estive. Ci fermiamo per un istante, torneremo tra poco per parlare di un altro problema, quello dei furti in abitazione, con tanto di aggressione tra l'altro ai proprietari. Ci collegheremo in diretta in provincia di Treviso. Ci vediamo tra poco. Bentornati con Focus TG in diretta. Come vi avevo annunciato, adesso vi raccontiamo una storia, una testimonianza diretta parlando di furti e di malavita di una persona che è stata aggredita da un ladro. Siamo in collegamento con Sanfior dove si trova Marta Marangon, che vedo pronta, per cui le cedo immediatamente la linea per raccontarvi questa storia. Sì, buongiorno da Sanfior, siamo qui nell'abitazione del signor Fiorenzo Zambon che è tornato a casa
dall'ospedale dopo la violenta aggressione che l'ha visto protagonista una settimana fa. L'ex macellaio del paese è stato aggredito da un uomo che l'ha derubato mentre rientrava a casa. Innanzitutto, come sta, signor Fiorenzo? Non tanto bene. Sono pieno di dolori, ho detto. Ecco, come si sente in questo momento? Come fisico non è male, le gambe niente, ma dolori è un disastro. Tutto rotto, spalle, costole, schiena, bacino, le braccia. Perché dopo ti racconto come è successo. Ecco, allora, innanzitutto che cosa si ricorda, insomma, che cosa è successo in quella... Mi ricordo tutto. Ci racconti? Sì, allora io vado sempre al bar alle 9:30, qui amici, una chiacchierata, e alle 9:30 vengo a casa, chiudo la macelleria dietro, accendo la luce delle scale, chiudo il cancello col lucchetto e la catena, perché la serratura me la rompono sempre. E allora chiudo a basso perché un mese fa hanno tentato di andare in negozio. E allora vado, chiudo col lucchetto e la catena, quello chiuso, mi giro così, per andare su per le scale dalla parte destra, vedo un'ombra un po' indietro là, a metà cortile, che viene avanti di corsa. Mi sono girato un po' di più, con tutte e due le mani mi ha buttato su per il cancello e per il portacancello lì, la colonna, che è di ferro. E mi ha fatto male la schiena e subito sono andato seduto per terra, no, sull'angolo, e ho cercato di proteggermi, ma lui mi dava di quelle botte. È stato 1,85 m, anche di più, pesava tanto perché era grosso, ma era agile. E dopo portava i guanti con la rete di ferro, mi ha rovinato tutto quello con la rete, fino qua. Mi ha dato 3-4 pugni dallo stomaco e tutto qua davanti. E dopo, per la colonnina, mi tenevo bene, sono coperto bene, non riuscivo a darmi, neanche qua ho reagito un po', no? E dopo mi metteva sempre su un braccio, e allora mi ha toccato a muovere, mi ha dentro col braccio e mi ha preso la colonnina. Ho già anche la colonnina, però mi dava uno strappone, la tirava fuori. E dopo ho avuto un rapporto, godete su un mostro di parole, di tutti i tipi. E lui resta immobile, non ha mai parlato. E dopo è fuggito, lei cosa ha fatto in quel momento? Bianco, dopo che mostra il cancello, ha saltato lì che non neanche da saltare e è andato giù per la piazza, non neanche di corsa, è andato giù per la piazza e in piazza doveva levare il cappuccio. E il viso era coperto, lei non è riuscito a vedere? Tutto coperto, tutto di nero, quei guanti, però sono riuscito all'odore della pelle, così, perché aveva i guanti fin qua e le maglie fin qua. Quindi gli è rimasto impresso l'odore di questa persona? Sì. E dopo... Ma no, quello no, lascia perdere. Adesso vediamo con le indagini, perché le telecamere in piazza, io l'ho visto andare via, l'ho visto come cammina, come è fatto, sì, l'ho visto bene. Però non ho visto la faccia, perché aveva la maschera, era qui che fanno, come si chiama, il fantasmino aveva il capo qua, ma tutto compreso, era tagliata solo gli occhi in mezzo che sono rotondi e era i suoi occhi. Quindi un passamontagna proprio che copriva completamente tutto il volto. Non si vedeva niente. Ecco, lei diceva allora che fisicamente insomma è molto provato, no? Ha male dappertutto. Sono andato dentro al cuore, il cuore 140 non so quanto, a 200 non so. E le fratture, i dolori come vanno? Male, non posso dormire né di schiena né in parte. Lei è un disastro.
E dopo mi fa male dal bacino fino alle spalle e tutto il costato. C'è il dolore fisico, ma c'è anche il dolore interiore, no? Il dolore psicologico di quello che le è accaduto, un trauma che sarà difficile superare. Perché ne ho preso paura al momento, ma dopo quel batteva forte con quei più guanti là, io era grossi con la rete, e quelle botte, andare a capo subito con colpo. Quindi aveva davvero intenzione di farle male se aveva i guanti con la rete di ferro. Perché voleva farmi male subito? Secondo lei era qualcuno che la stava seguendo già da tempo? I suoi figli hanno detto, secondo noi qualcuno lo stava tenendo d'occhio già da tempo, il papà. Io ho amici tutti, non lo so. Sì, qualcuno mi seguiva nel mio cortile all'interno e dopo io sono amico di tutti, chissà chi è. Grazie allora e tanti auguri naturalmente al signor Fiorenzo di una guarigione, speriamo quanto prima. E da San Fiore è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni, in bocca al lupo naturalmente al signor Fiorenzo. Noi adesso ci spostiamo a Martellago perché il sindaco Andrea Saccarola è sotto scorta per le minacce di morte che ha ricevuto dopo per l'abbattimento di 6 alberi nella provinciale Via dell'Olmo. Se te tagli gli alberi, te taglio a testa. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Messaggio anonimo scritto in dialetto affisso al tronco di un albero e rivolto al sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che ora si trova sotto protezione speciale su ordinanza del prefetto. Le minacce di morte per aver deciso l'abbattimento di 6 pini storici lungo la strada provinciale Via dell'Olmo, appunto a Martellago. Minacce condannate senza se e senza ma anche dalla portavoce di uno dei comitati cittadini sorti contro l'abbattimento dei 6 pini italici e da cui prende le dovute distanze. È esecrabile, quindi praticamente abbiamo solidarietà con chi è sottoposto a minacce, non ha niente a che fare con noi. Sono serena e non temo per la mia vita, garantisce il sindaco, a cui gli fa scudo tutta la giunta. A dare il via alla storia la denuncia da lui Sport e Carabinieri. E aggiunge: un atto dovuto, anche se francamente non ero allarmato, un foglio in dialetto attaccato anche alla pianta sbagliata, ho detto che la consideravo una ragazzata, spiega sempre Saccarola, tuttavia sotto scorta, anche se non H24, da Ferragosto. In procura il carteggio per capire l'autore o gli autori delle gravissime minacce. È un cartello scritto a mano, cioè noi abbiamo tutto quello che abbiamo comunicato noi è fatto alla luce del sole, si sa chi siamo, nomi e cognomi e non è il nostro modo, noi siamo per il confronto democratico. Dunque questa è la situazione per quello che riguarda il sindaco. Noi adesso ci spostiamo nel capoluogo perché proprio a Venezia ha fatto molto discutere il tuffo di un turista dal ponte di Rialto. Questo è il titolo del Gazzettino. Follia a Venezia, si arrampica sulla balaustra e rischia la vita tuffandosi dal ponte di Rialto. La folla lo incita e lo applaude. Questo fatto è accaduto attorno alle 6:15 di pomeriggio. C'è anche da dire che poi il tuffatore, dopo le diverse segnalazioni che erano giunte alla polizia locale, è stato individuato, ha ricevuto per ora un daspo urbano, non potrà essere un daspo dal Comune di Venezia perché è residente a Favaro Veneto. Ha colpito molto il fatto che la folla attorno che passava in quel tratto di Canal Grande si sia fermata ad applaudire, anche perché, lo ricordiamo, qualche anno fa un turista neozelandese aveva compiuto la stessa impresa e era finito contro un taxi acqueo, era entrato in coma e aveva perso la vita dopo un mese in ospedale. E soprattutto poi preoccupa anche il fatto che questi episodi oramai sono all'ordine del giorno. Per esempio un turista francese ha attraversato qualche giorno fa il Canal Grande proprio sotto il ponte di Rialto da una riva all'altra, rischiando di venire travolto da una barca in transito. Vediamo. Il y a des
Ennesima bravata a Venezia da parte dell'ennesimo turista che, vista l'alta temperatura odierna, tra trasgressione, goliardia e insensatezza, ha pensato bene di rinfrescarsi gettandosi in laguna e nuotando lungo il Canal Grande a Rialto. È accaduto poche ore fa intorno alle 16:30, quando questo turista francese si è gettato da Riva del Fero, letteralmente ai piedi del ponte di Rialto, lato municipio per intenderci, per raggiungere l'opposta riva del Vin. Una bravata in cui, come si vede dalle immagini inviateci da un nostro telespettatore, ha rischiato davvero molto per sé e per gli altri, visto che nemmeno a metà della sua nuotata un natante l'ha schivato davvero per pochissimo. Vedete? E la domanda che ci si pone arriva spontanea. E i controlli? Possibile che a quell'ora, ripetiamo, sono le 4 del pomeriggio, a Venezia, nella centralissima Rialto, non ce ne fossero? Detto questo, la nuotata termina allegramente, con le amiche, sempre francesi, che lo aspettano dalla riva opposta e al suo arrivo, messi i piedi a terra, se ne vanno beatamente tutti felici e contenti. E per quello che riguarda la sicurezza dei canali veneziani, l'altra notte c'è stata una collisione fra due barchini in laguna nei pressi dell'isola di San Giorgio, con un ferito grave che è stato portato in ospedale a Mestre. Schianto nella notte fra due barchini nei pressi dell'isola di San Giorgio. Erano circa le 3:30 della notte all'alba di venerdì quando le due barche si sono scontrate. Un uomo in condizioni gravi è finito all'ospedale, le altre 3 persone coinvolte nel sinistro se la sono cavata con poche contusioni. Sul posto sono giunti i soccorsi e l'idroambulanza del SUEM di Venezia. Il ferito, preso in carico dagli operatori del 118, è stato intubato e trasferito all'Angelo di Mestre, non è in pericolo di vita. Salve e in buone condizioni le altre persone, assistite anche dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi e la ricostruzione. Nell'imbarcazione sono state rinvenute delle attrezzature per la pesca. Tutte le persone coinvolte non sono residenti a Venezia, ma nell'Interland veneziano. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara, l'indagine è nelle mani del reparto natanti del comando della polizia locale. Svolgeremo tutte le nostre indagini e cercheremo di capire, però oggettivamente uno scontro in piena notte in un posto tutto sommato che a quell'ora è deserto è abbastanza inspiegabile, se non che fossero distratti e attenti ad altre cose. Incidente che fa tornare alla memoria il mortale accaduto la notte del Redentore lungo il canale tra San Giorgio e San Servolo, dove ha perso la vita scontrandosi con una bricola il 27enne Riccardo Nardin alla guida del natante. Quest'ultimo episodio crea allarme, sebbene gli interventi di prevenzione e controllo siano in atto da tempo. Da inizio anno gli incidenti nautici sono in aumento. Abbiamo quest'anno un aumento spropositato di incidenti nautici in laguna e non sempre giustificati o causati da onde per il moto ondoso. Scontri causati spesso dalla distrazione dei conducenti, ma in questi eventi c'è un altro dato che preoccupa le forze dell'ordine. Negli anni scorsi molti di questi incidenti erano fatti dall'imprudenza dei ragazzini. Quest'anno gran parte degli incidenti sono fatti da persone adulte che hanno anche esperienza. E quindi bisogna che ci sia assolutamente maggiore attenzione nel circolare in laguna. E il Comune di Venezia ha annunciato la tolleranza zero, la linea dura sul fronte della sicurezza marittima con GPS nei barchini e maggiori controlli. Manca però, ha detto l'assessore ai trasporti di Venezia Renato Boraso, il placet del governo. Ennesimo incidente in laguna di Venezia. Come ha già fatto un grande appello il sindaco Luigi Bugnaro, aspettiamo dal vice ministro Rixi lo sblocco di una circolare per autorizzare il controllo telematico anche in laguna della velocità.
Linea dura del Comune sul fronte della sicurezza marittima in laguna. A ribadirlo è l'assessore alla mobilità Renato Boraso, che assieme alla Giunta sta lavorando ad un nuovo progetto per installare un sistema GPS nelle imbarcazioni per monitorare la velocità dei natanti nelle acque di Venezia. Troppo spesso accadono incidenti provocati da una guida veloce e disattenta. C'è bisogno però che anche il governo sblocchi la situazione. Sarà un fatto importante, atteso da mesi. Noi ci appelliamo al governo finché venga autorizzato il controllo telematico delle velocità anche in laguna. È un elemento fondamentale per i controlli. L'amministrazione nel frattempo assicura incessanti e rafforzati controlli in laguna da parte della Polizia Municipale. Ovviamente continueranno sempre più serrati i controlli da parte della nostra Polizia Locale, sezione Canali, ma un appello, mi raccomando, grande attenzione, grande prudenza e speriamo che presto arrivi questa circolare. E allora da Venezia ci spostiamo a Marostica, dove gli alpini festeggiano il loro centenario, naturalmente la locale sezione degli alpini. Noi ci colleghiamo in diretta con Alex Giuliano e Renzo Rigon, la linea Marostica. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Marostica, terra di centenari, e non facciamo riferimento alla longevità dei suoi abitanti, ma a due straordinari appuntamenti che cadono quest'anno: i 100 anni della partita a scacchi con i personaggi viventi e i 100 anni della sezione ANA, quindi degli alpini di Marostica. Noi siamo qui proprio nella sede degli alpini in compagnia del presidente Fortunato Pigato. Presidente, saranno dei giorni di grande festa, di grande impegno, di grande lavoro. Quali sono gli appuntamenti più importanti di questo storico centenario? Sì, buongiorno a tutti, saluto tutti i telespettatori. E gli appuntamenti più importanti saranno l'8 settembre nella sala del Palazzo Baggio, che ci sarà il nostro amico e socio scrittore Paolo Volpato, che presenterà, diremo, la storia dei 150 anni degli alpini della sezione di Marostica. Al 9 di settembre ci sarà il Consiglio straordinario, dove verrà riconosciuto la cittadinanza onoraria alla sede nazionale, e poi susseguirà anche il Consiglio nazionale sempre nella sala del Castello Inferiore. Alla sera ci saranno due cori, il coro Ana Marostica e il coro della Brigata Cadore, che verrà fatto un racconto storico su quello che sono i decorati della nostra città. Al 10 ci sarà l'ammassamento nel quartiere San Benedetto con la sfilata, e in piazza poi alle 10:30 con la messa celebrata dal nostro vescovo di Vicenza. Insomma, sono appuntamenti, lo capite, davvero importanti, davvero suggestivi, per ricordare anche non solo la storia, ma l'impegno degli alpini, l'impegno nel sociale, l'impegno nel territorio. E quando si parla di impegno nel territorio e di sociale, siamo qui in compagnia del dottor Xausa della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. Buongiorno dottor Xausa. Quando si parla di impegno, quando si parla di territorio, Marostica vive dei protagonisti. Devo dire di sì, ma non solo qui a Marostica. L'impegno che la Fondazione ha assunto già da ormai 6-7 anni è un impegno che si estende a tutta l'area vicentina, e devo dire a maggior ragione qui nella nostra città. Poi un'occasione come questa di 100 anni a doppio turbo, perché c'è il turbo della partita a scacchi, che naturalmente è una manifestazione che ha coinvolto tutti noi di questa piccola ma importante città, ma poi anche l'altro turbo, che è quello degli alpini, ed è un peccato non essere tutti alpini oggi. Io mi sento veramente in difficoltà, però a prescindere da questo la Fondazione, ecco, devo dire che con entusiasmo, veramente con entusiasmo, ha accolto l'invito di dare un supporto, di tenere un po' diciamo l'aiuto, ecco, che naturalmente bisogna dare a questo tipo di
iniziative e sono sicuro che sarà un settembre incandescente e molto molto bello, molto simpatico, quindi invito proprio tutti a partecipare con noi alle manifestazioni di questo settembre marosticense. Un settembre spettacolare, siamo in chiusura ancora con il Presidente, giusto un'ultima battuta, Presidente, la vediamo con un cappello, noi abbiamo perorato questa causa perché insomma siamo stati i primi quasi insomma a lanciare questo appello di trovare il proprietario di questo cappello. Ci sono novità? A oggi non abbiamo ancora avuto nessuna novità, speravo che fosse voi che mi diceste che è arrivato qualche... Noi non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie ancora della vostra... E questo, lo ricordiamo, è un cappello storico perché ritrovato in occasione della Dunata Nazionale a Bassano, è un cappello plurimedagliato e insomma attende solo di conoscere, di sapere chi effettivamente è il suo proprietario, lui chiaramente o i suoi eredi, la sua famiglia. Noi continuiamo a lanciare questo appello, da Marostica, dalla sede degli Alpini è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano e Renzo Rigoni e ai loro ospiti. Noi adesso parliamo non dei 100 anni degli Alpini, ma degli 80 anni del Festival del Cinema di Venezia, per il quale è iniziato il conto alla rovescia. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo e ai nostri spettatori. Allora, che aria si respira? Perché oltre all'apertura c'è anche una preapertura. C'è una preapertura direttamente domani sera dedicata del cinema. Troppo ci è lasciato mesi fa che Gino Lollobrigida, che ha legato il suo nome, il suo Ruby alla mostra del cinema, verrà presentata domani in Sala d'Arsena con l'intervento iniziale ovviamente del direttore Alberto Barbera e del presidente della Biennale Roberto Cicutto, un film restaurato di Orson Welles, e questo è importante perché la mostra ha voluto così ricordare questa grande diva. Poi Alex Celsior per tutti questi giorni, ma in realtà già da settimane c'è una mostra fotografica che la ricorda in maniera molto bella, molto elegante, Alex Celsior, dove sappiamo da domani arriveranno un po' tutti i divi del cinema. Sono momenti, come giustamente ricordavi, di preparativi perché si stanno completando gli allestimenti. Poi domani è previsto l'arrivo della madrina, questo sarà il primo grande appuntamento, la prima grande attesa della prima star che sbarcherà sulla Darsena dell'Hotel Excelsior, poi arriveranno ovviamente le giurie che saranno al completo mercoledì per la cerimonia di apertura. 5 le giurie, lo ricordiamo, non c'è solo Venezia 80, il concorso principale con 21 film, ma ci sono anche varie sezioni della mostra del cinema, che mercoledì nella giornata di apertura ha la presenza del Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano tra gli altri, che ovviamente delle autorità cittadine, del governatore Zaia e del sindaco Brugnaro, che il sindaco Brugnaro è anche vicepresidente della Biennale, ci sarà oltre al primo film inaugurale, che è un film in concorso, Comandante di Edoardo De Angelis, quindi il primo dei 6 film italiani in concorso, ci sarà la consegna del Leone d'Oro alla grandissima regista Liliana Cavani. E poi sono minuti febbrili perché si sta cercando di capire per quanto riguarda i film americani chi sarà presente, perché come abbiamo detto anche nelle scorse settimane questo sciopero dei divi sta un po' mettendo così preoccupazione su qualche defezione nel tappeto rosso, però possiamo dirvi già che hanno confermato la loro presenza a Venezia Adam Driver, questo grande divo statunitense che si temeva di aver perso per lo sciopero in corso. Invece ci sarà, come ci sarà Jessica Chastain, quindi 2 big americani tra gli altri che non vogliono perdere l'appuntamento con Venezia. Ecco, ore di preparativi e poi da domani inizia l'avventura. Grazie a Lorenzo Maier in diretta, in collegamento in diretta da Lido. Naturalmente Lorenzo seguirà tutto l'evolversi dell'80esima Mostra Internazionale del Cinema. Dalle immagini avete letto 79, chiaramente sono immagini dell'anno scorso perché, come dicevamo, sono in corso gli ultimi preparativi per l'80esima edizione.
E ora ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco. Bentornati a Focus TG. Sta facendo discutere l'ultima frontiera virtuale della fede. Stiamo parlando del sacramento della confessione che sempre più giovani cercano di affrontare non in chiesa ma via mail. Un fenomeno che dicono i parroci è l'ennesimo segno di una solitudine sociale che per questo non va combattuto ma guidato. Cosa sta succedendo? Che la gente non si confessa più il confessionale ma usa internet? Allora, una volta il confessionale era un luogo anche di sfogo dei sentimenti, delle emozioni, delle difficoltà che le persone avevano. Oggi io noto, soprattutto nei giovani, ne ricevo almeno 4-5 alla settimana, di giovani che esprimono i loro problemi, le loro difficoltà, anche i loro fallimenti attraverso internet. Io le chiamo le confessioni moderne dei giovani. È l'ultima frontiera del surrogato sociale che è il mondo del web. Basta recarsi in chiesa. I peccati si raccontano in una mail per la quale si attende risposta con relativa soluzione. Ennesimo segnale di una solitudine che trova soluzione nel mondo virtuale e che per questo riflette anche il bisogno di fede e di perdono. Utilizzare internet perché come il confessionale non vedi chi hai dall'altra parte. No, oggi è un mezzo, non sai a chi mandi i tuoi email. Però oggi è un mezzo abbastanza facile, comune in un giovane per esprimere se stesso. Quante ne riceve più o meno alla settimana di queste sorte di confessioni? 4-5 alla settimana e forse delle settimane anche di più. Impensabile, vista la deriva generale, combattere o affrontare con indifferenza questa sorta di fede virtuale, ma piuttosto, sottolinea Don Adelino Bortoluzzi, guidare queste sempre più evidenti e diffuse solitudini giovanili. L'internet è un mezzo con cui tu puoi incominciare a raccontarti, ma il vero racconto di te deve trasformarsi in un racconto che tu fai al tu di Dio nell'incontro con Gesù. Quindi insomma diciamo che il primo passo è internet e poi comunque bisogna tornare alla chiesa. Assolutamente sì. Il vero incontro con Gesù che perdona te lo dà il sacramento della confessione. Quindi accogliere queste lettere riservate, in qualche caso anche via PEC, per poi condurre soprattutto i giovani ad una confessione non virtuale ma reale, in un confessionale vero nel quale entri fisicamente e spiritualmente. Perché hanno un bisogno estremo di relazioni e hanno bisogno di confidarsi a persone solide, sicure. E quando un po' alla volta, dopo aver fatto questo, arriveranno anche in chiesa. E per chi pensa che il futuro sarà comunque virtuale, Don Adelino sentenzia. Arriveremo quindi anche a un confessionale con intelligenza artificiale, con risposte ai propri problemi, diciamo, di fede? No, assolutamente, perché il perdono tu hai bisogno di sentire proprio nel tuo corpo che quell'incontro con il sacerdote celebra per te il dono dello Spirito che ti perdona. E a Vicenza, alpini e soldati americani si uniscono per pulire i portici di Monteberico, una tradizione oramai consolidata in un luogo simbolo della città in vista della festa patronale. Una quarantina tra soldati americani e alpini della sezione Vicenza, armati di soffiatori per foglie, scope, leva ragnatele, sacchi della spazzatura e olio di gomito, insieme per rinnovare la ormai tradizionale pulizia straordinaria dei portici di Monteberico, luogo simbolo della città in vista della festa patronale. Stiamo facendo questo lavoro come ogni anno per dare un'impronta anche a Vicenza per via dell'8 settembre che vengono i pellegrini su qua al santuario di Monteberico. Ecco, quali sono i vostri attrezzi del mestiere oggi? Ecco, le nostre armi, come che sarebbe dire, le nostre armi, eccole qua, le scope, il soffiatore e tanta buona volontà. Olio di gomito? Sì, diciamo, io dico sempre la cooperativa Brassetti.
Un intervento prezioso che prepara la salita al santuario di Monteberico al passaggio dei tantissimi pellegrini e dei turisti attesi nei giorni della festa dei Otto e che consolida il rapporto della comunità americana con la città, anche alla luce dei recenti vandalismi perpetrati ai danni della Basilica Palladiana proprio da parte di 2 soldati americani. Diciamo che dopo la ferita importante dei graffiti sulle colonne della Basilica è un primo passo, un primo segnale di quanto però la relazione da parte della comunità americana verso la città di Vicenza sia importante, sia storica. Il fatto che qui oggi ci fossero cittadini americani che pulivano un luogo storico di Vicenza come i portici di Monteberico è un segnale importante in questo senso. Noi però abbiamo chiesto che ci siano ulteriori attività perché insomma lo sfregio è stato importante. E ora parliamo di sport a Valstagna. La comunità ha accolto il neocampione mondiale di canoa slalom Xabi Ferrazzi. Vediamo. Valbrenta in festa e tutta Valstagna si è stretta attorno a Xabi Ferrazzi, campione del mondo di canoa slalom, nelle gare che si sono disputate a Cracovia. Un grande risultato per questo 18enne, praticamente cresciuto nelle acque del fiume Brenta, figlio d'arte. Papà Pierpaolo è stato campione olimpico canoa slalom a Barcellona nel 92 e bronzo a Sydney nel 2000. Mamma Maria Ezmendi, canoista spagnola, anche lei in gara alle Olimpiadi del 92. E proprio assieme a loro Xabi è stato accolto dall'affetto degli amici con al collo la guadagnatissima medaglia d'oro. Invece un'altra manifestazione sportiva, anche se molto poco convenzionale, si svolge nella Bassa Padovana, è arrivata all'11ª edizione che si consumerà tra travestimenti, birra e corsa. Vediamo di cosa si tratta. È tornato per l'11ª volta il triathlon più goliardico d'Italia, l'Homme de Mer. Birra, sport e goliardia in 1000 tra Montagnana e Casale di Scodosia nella Bassa Padovana per le 3 specialità che compongono questa pazza gara di fine estate. 6 vasche a nuoto nella piscina di Casale, 15 km in bicicletta tra le campagne del Montagnanese ed infine una corsa di 5 km tra i vicoli della città murata. Rifornimento lungo il tragitto a base di frutta e birra e chi dimostra di avere bevuto almeno una lattina da mezzo litro ha un bonus di 5 minuti sul tempo finale. Spesso e volentieri chi fa l'Homme de Mer non inizia a bere la birra ma inizia a fare sport e questa cosa qui ci piace molto passarla come messaggio che è importante perché i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di più, non è che tutti sono al bar a bere, hanno bisogno di fare sport, di stare insieme, di divertirsi e a noi questa cosa piace. Una manifestazione che è cresciuta negli anni e che è diventata una tradizione di fine estate. Abbiamo questo triathlon che è partito come scherzo, un gioco fra 3-4 ragazzi una sera. La prima edizione contava 26 pazzi che avevano deciso così di fare questa goliardata. Adesso siamo a 1000 iscritti con oltre tra i 400 e i 600 in lista d'attesa ogni anno. È nata la fantasia, è nata la goliardità della manifestazione che è nata per scherzo, però adesso a livelli nazionali siamo veramente una delle più belle, secondo me, manifestazioni del Montagnanese. Sport e spettacolo che si inserisce in un piano di valorizzazione del territorio. È una giornata in cui goliardia ma soprattutto sport sono il binomio vincente che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, soprattutto giovani, e questo dimostra la vitalità di questo territorio che offre varie iniziative dalla rievocazione storica, il palio, alla cultura, allo sport. Viva pace! Pace a tutti! Pace! Tra i partecipanti anche 4 politici importanti che dalla Bassa Padovana mandano un messaggio di pace. Una goccia nell'oceano Montagnana e che sia anche per tutto il mondo, che sia tutti in pace. Questo era un socio di Trump, ma per quello che riguarda la politica internazionale, prima di salutarci vi faccio vedere questa notizia dal Corriere della Sera online. Parliamo naturalmente della guerra in Crimea e c'è l'apertura del presidente ucraino Zelensky sulla Crimea. È preferibile e possibile negoziare una soluzione politica. È una presa di posizione inedita perché fino ad ora, come ricorderete, non c'erano state aperture di questo genere da parte di Kiev. Con questo per ora da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.